15 persone sono ancora in ostaggio, mentre altre 6 sono riuscite a salvarsi rimanendo a bordo della nave attaccata. C'è una petroliera battente bandiera maltese ma con profonde radici in Veneto e a Venezia al centro di un intrigo internazionale. La Davide B della compagnia olandese De Poli, guidata dall'armatrice veneziana Chiara De Poli, è stata attaccata dai pirati mentre solcava le acque del Golfo di Guinea in Benin. La De Poli, come detto, ha una storia ultracentenaria nell'isola di Pelestrina a Venezia, dove aveva sede lo storico cantiere di famiglia. Dopo l'attacco, la De Poli si è subito attivata e ha ottenuto rapidamente un primo contatto con i 15 marittimi rapiti, che per fortuna stanno bene, come spiega al telefono il portavoce della De Poli. La Depoli Ship Management riferisce che è stato preso un contatto con i 15 membri dell'equipaggio della nostra petroliera. Possiamo confermare che tutti i marittimi stanno insieme e stanno bene, seppure in circostanze difficili. Depoli ha comunicato la notizia alle famiglie dell'equipaggio, che continuiamo a sostenere. L'azienda è impegnata costantemente, 24 ore su 24, ed è determinata a risolvere la situazione e ad avere un rilascio rapido e sicuro dei membri dell'equipaggio. La nave si trova scortata a un ancoraggio sicuro in un posto vicino al Golfo di Guinea. Nel frattempo la compagnia ha preso accordi per il rimpatrio dei 6 marittimi e l'arrivo di un equipaggio sostitutivo che si unirà alla nave in Africa occidentale.